Siamo qui a parlare della realizzazione di questo CD che si chiama Seven Steps. Seven Steps è il nome del CD, ma è anche il nome del gruppo Seven Steps Quintet, un gruppo di musicisti che hanno suonato Pierpaolo Cogno, composizione pianoforte, Max Pizio, sassofoni e clarinetto, Fabrizio Bosso, tromba e flicorno, Fabrizio Pontigia, tromba e flicorno, Mario Cogno, contrabbasso, Andrea Michelutti, batteria e percussioni. Seven Steps è ancora un'altra cosa, non è solo il nome di un CD, il nome di un gruppo, ma anche il nome di un progetto. Il progetto vorrebbe essere quello, diciamo, di provare a agganciare a un lavoro squisitamente musicale come è la realizzazione di un CD anche degli argomenti conoscitivi che sono legati alla musica, in particolare che sono legati agli intervalli musicali, ai mattoni della musica. Non sempre si pensa che come nella letteratura ci sono delle parole o addirittura delle lettere, addirittura un alfabeto che funge da mattone. No, ogni lettera funge da mattone per poi costruire parole e frasi. Non sempre si pensa che ci sono anche nella musica dei mattoni, che sono gli intervalli musicali, 7 intervalli nel sistema tonale, poi 12 nel sistema dodecafonico, ma manteniamoci sui 7. E su questi mattoni della musica ben poco si sa, ben poco si ricerca, ben poco si discute. Il progetto Seven Steps è quello di dire: bene, prendiamo questi 7 mattoni, domandiamoci perché sono 7, domandiamoci che mistero c'è nel fatto che arriviamo, partendo da un Do, arriviamo a un Do superiore dopo 7 passaggi. Evidentemente non è un caso che siano 7 invece che 8 o 6. Vediamo in quali altre circostanze, in quali altri ambiti ci sono dei fenomeni simili, nel senso che ci sono 7 elementi che formano il cosiddetto settenario, cosa abbastanza evidente: i colori, no? Un pittore sa benissimo che sulla sua tavolozza metterà 7 colori, no? Poi vabbè, ci può essere verde chiaro, verde scuro, ma sempre verde è. E così ci sono molti altri ambiti in cui la legge del 7 vale, e sono sempre ambiti dove c'è una relazione con l'essere umano. All'interno di questo CD c'è un booklet nel quale si cerca di spiegare molto sinteticamente l'idea, il concetto di questa ricerca, che è una ricerca incipiente, appena cominciata da diversi filosofi e musicologi ormai da qualche decennio, però da noi sicuramente da pochissimo tempo, e nella quale andiamo a cercare quali altri fenomeni nella vita, nell'esistenza esistono, che hanno a che fare con il numero 7, e che quindi molto probabilmente avranno delle similitudini, avranno dei rapporti, avranno una relazione con il 7 degli intervalli, con il 7 dei colori. Alcune evidenti relazioni sono i giorni della settimana, che però sono collegati con i pianeti, quindi sarebbe meglio passare subito ai 7 pianeti. I 7 processi vitali danno un grandissimo contributo, ci hanno dato un grandissimo contributo in questa ricerca, che sono questi processi vitali che ogni essere vivente, animale, pianta, animale, essere umano, ma anche qualsiasi altro organismo vivente nel senso di organismo sociale, come amicizia, rapporto di coppia, team di lavoro, un gruppo musicale, questi processi vitali che, riassumendoli brevemente, sono appunto la respirazione. Il primo passo è sempre la respirazione, poi viene il riscaldamento, nutrizione, selezione, mantenimento, consolidamento, crescita e riproduzione o rinnovamento. Riproduzione, se parliamo
di piante e animali. Se parliamo di un organismo sociale, evidentemente si può parlare di rinnovamento. L'ultimo punto che nel booklet è citato anche molto sinteticamente, ma che nei nostri workshop e seminari è la cosa su cui stiamo puntando di più, perché dal massimo stimolo abbiamo notato, dal massimo stimolo ai partecipanti, è quello delle 7 qualità o malattie dell'io moderno. A questi 7 intervalli, conoscendoli, gustandoli, sperimentandoli, interiorizzandoli, si può associare una di queste qualità o appunto malattie dell'io moderno, e viceversa. Confrontandosi con una di queste malattie si può veramente trovare che l'intervallo musicale è la cosa che con più precisione, con più incredibile efficacia ci dà il sentimento, il gusto, l'esperienza di questa qualità, di questa malattia, e ci può essere di grande aiuto per trovare delle risposte, per trovare delle associazioni, per trovare qualche cosa che muove i nostri sentimenti, il nostro pensiero, e ci faccia fare dei passi avanti e ci sblocchi da situazioni della quale forse prima non avevamo neppure consapevolezza, e poi, pur avendo consapevolezza, magari non siamo in grado, non abbiamo quell'ispirazione, quello slancio autonomo per venirne a capo, per fare dei passi evolutivi. Il numero 7 è il numero dell'evoluzione. Si parte, si percorre una scala di 7 passi, 7 steps, questa scala, e si arriva da qualche parte. Così come dal Do con 7 passi si arriva allo stesso Do, ma tutta un'altra cosa, il Do superiore. Così l'essere umano con 7 passi può passare da una certa sua condizione, da un certo suo modo di essere, a tutto un altro modo di essere, sia individuale, ho spiegato prima, se si prende più la strada, la ricerca nei cosiddetti processi vitali, più anche negli organismi sociali. Gli organismi sociali possono essere di un certo livello, oppure possono anch'essi fare dei passi, no? Seguire gli intervalli, seguire la prima, la seconda, la terza, la quarta, capovolgersi nella quarta, andare nella quinta, nella sesta, nella settima, in questo anelito a trasformarsi, a rinnovarsi, a riformarsi e a ritrovarsi in un contesto completamente nuovo. Un quintetto di musicisti, un CD, un booklet, dei seminari, è un progetto per approfondire alcuni temi